Audace Ischia, vittoria per i biancoazzurri che accedono direttamente alla finale di playoff del girone. Partono bene i padroni di casa, ma è l'Ischia a trovare il vantaggio al 25esimo grazie a Polenta su rigore contestato. L'Audace non si fa mettere sotto e reagisce quasi subito, e allo scadere del primo tempo pareggia con un tiro di Battisti da posizione defilata. Al 51esimo i locali trovano il vantaggio, con Battisti pronto a calciare in rete l'ottimo assist di Lazzari, autore anche del terzo gol su punizione al 77esimo. A un minuto dalla fine Tamanini è corso di nuovo dal dischetto ma non basta, termina 3-2. Montipalli di Oltrefersina, sconfitta pesante per i perginesi che rischia di compromettere un possibile playoff. La Montipallidi dopo la brutta prestazione di domenica scorsa approccia bene il match e gestisce ottimamente il possesso. Dopo alcune occasioni al 38esimo Ganz la sblocca su iniziativa personale. Nella ripresa gli ospiti sono obbligati a scoprirsi, ma lasciano troppo spazio alla velocità degli esterni della Montipallidi. Al 60esimo Fesca conclude una bella azione sulla destra e la mette alle spalle di Groff. A 20 dalla fine De Ville chiude i giochi, finisce 3-0. Ortigara Lefra era un segno. Partita bellissima tra due formazioni senza più nulla da giocarsi. Nonostante i gol la partita è condizionata dal campo difficile e dal caldo. Dopo una fase di stallo Marini scuote il pubblico con un gol da 30 metri d'antologia. Al 39esimo però Saidi trova il pareggio in contropiede. Nella ripresa i rossoblù tornano avanti grazie a un rigore trasformato da Damiano Stefani al 58esimo. 2 minuti dopo Andreatta pareggia di testa. Poi gli ospiti trovano anche il vantaggio con Marcu. A 10 dalla fine il Jad realizza il gol dell'ex che vale il pareggio. Finisce 3-3. Tesino Primiero, partita dai due volti per entrambe le squadre. Nel primo tempo domina il Tesino che gioca molto bene, ma soprattutto fa male al Primiero. Al 21esimo Moranduzzo firma il vantaggio, 9 minuti dopo Lorenzone raddoppia. A inizio ripresa arriva il terzo gol per i padroni di casa, poi si spegne la luce. Al 49esimo Tavernaro segna e accende le speranze del Primiero. Poi Casera accorcia ancora e mette a paura il Tesino che si chiude ma non basta. All'83esimo Tavernaro firma il pareggio e a un minuto dalla fine dalla sega trova il vantaggio. Termina 3-4. Valsugana Cornazzi. Si chiude la stagione del Valsugana con una bella vittoria davanti al proprio pubblico. La partita è giocata a ritmi molto bassi a causa del caldo. I padroni di casa tengono bene il campo ma non riescono a trovare varchi nella difesa ospite. Nella ripresa la Cornazzi prende coraggio e va vicino al gol con un tiro di poco alto di Delladio. Poi Pasquazza la manda sopra la traversa su punizione. Al 76esimo però il Valsugana la sblocca. Trevisiol serve Sandro Dal Saso il quale segna in diagonale da centro area. A 7 dalla fine Trevisiol scavalca la barriera e segna su punizione. Finisce 2-0. Through the night.